Io odio Krishna Kvaratskhelia. Ragazzi, ufficiale, ieri ho visto la semifinale, naturalmente Bayern Monaco Paris Saint-Germain, e ufficialmente io odio Krishna Kvaratskhelia. Probabilmente starete pensando: ma questo che cazzo sta dicendo? Ma che cosa gli passa per la testa? Probabilmente lo odio perché lo amo e l'ho amato troppo. Secondo me, è uno dei giocatori in assoluto più forti del mondo, del panorama calcistico, insomma, mondiale. È uno che di diritto va, nonostante non giocherà il mondiale, perché gioca per la nazionale della Georgia, va di diritto nei candidati al prossimo Pallone d'Oro, perché, vedere Kvara è semplicemente uno spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo vedere come punta chiunque abbia davanti, come pressa, come corre, come rincorre, come dialoga con i compagni, come si carica la squadra comunque sulle spalle, nonostante insomma il Paris sia pieno di fenomeni, sia pieno di calciatori incredibili, ma lui ha qualcosa in più. Ha una scintilla che appartiene a pochi, ha una scintilla, più che una scintilla io direi ha una fame che appartiene veramente, veramente a pochi. Ehm, e sorrido perché veramente lui in questa Champions non ha quasi sbagliato nulla, insieme al Paris è arrivato per la seconda volta di fila in finale. E se l'anno scorso, diciamo, lo potevamo più avvicinare l'arrivo in finale per Kvara, intendo, diciamo una fortuna, no, di essere capitato nella squadra giusta al momento giusto, perché chiaramente era passato a gennaio dal Napoli a Paris Saint-Germain. Quest'anno il percorso in Champions se l'è costruito totalmente lui, insieme naturalmente a tutti gli altri compagni, a quel fenomeno che hanno in panchina che è Luis Enrique, che è veramente, veramente, piccola parentesi su Luis Enrique, ragazzi. Ragazzi tifosi della Roma, cari tifosi della Roma, vi assicuro che non avevate capito un cazzo quando Luis Enrique fu preso come allenatore della Roma e venne alla capitale, insomma, perché veramente già all'epoca lui aveva delle idee che erano naturalmente troppo innovative per questo paese assurdo e retrogrado e stupido in cui viviamo. E poi si è visto la carriera che ha fatto Luis Enrique, insomma, ha vinto già 2 Champions, rischia di vincere la terza, naturalmente parte favorito. Detto ciò, io tornando a Kvara, vi stavo dicendo, cioè, insomma, lui quest'anno se l'è costruita totalmente da solo, insieme naturalmente, ripeto, al Paris Saint-Germain, ha fatto un record che non appartiene a nessuno, cioè che praticamente ha segnato, servito un assist, e quindi ha partecipato a almeno un gol in tutte le partite, insomma, della fase finale della Champions. E manca naturalmente solo la finale, ma io non ho dubbi che insomma inciderà anche in questa finale, e anzi io lo dico già da adesso che secondo me il Paris Saint-Germain, a meno di una partita stratosferica dell'Arsenal, secondo me farà una bella doppietta. E niente ragazzi, io vi sto dicendo, lo sto odiando perché, ma in realtà, ripeto, lo amo tantissimo, perché avrei voluto, chiaramente vederlo molto, molto, per molto, molto più tempo a Napoli, cosa che sapevo già dopo nemmeno la prima partita, dopo il primo allenamento, dopo la prima amichevole che vidi, insomma, di quando arrivò Kvara a Napoli, già sapevo che sarebbe stato un giocatore che sarebbe durato poco in Italia. Tralasciando la questione Napoli, che insomma era arrivato a Napoli, chiaramente in una società che, al di là delle varie vicissitudini e delle varie tarantelle che ci sono state per quanto riguarda la questione contratto, non sarebbe mai rimasto per tantissimo tempo in questo campionato che alla fine non ti può promettere nulla, al di là della questione economica. Perché sì, sicuramente ci saranno stati degli errori per quanto riguarda il rinnovo di contratto che non arrivava, ma cioè, quanto sarebbe durato Kvara? Altri 6 mesi a Napoli. Sarebbe comunque naturalmente andato via nella sessione di mercato estiva. Perché è un calciatore che ha quel qualcosa in più che al momento in Italia non ci possiamo permettere. Non ci possiamo permettere perché questi calciatori con questa fame, con questo talento e con questa voglia di dimostrare e di arrivare non hanno possibilità di giocare in Italia, perché vogliono competere tutti gli anni costantemente per vincere tutto. E il Paris Saint-Germain al momento è una squadra che ti permette tutti gli anni costantemente di vincere tutto, perché
gioca in un campionato sicuramente per la squadra che ha abbastanza poco competitivo, quindi si può tranquillamente concentrare tutti gli anni sulla Champions e quindi potrebbe potenzialmente vincere tutti gli anni la Champions League se continua così. E tornando a Kvara, ragazzi, già quando giocava al Napoli, ripeto, dopo il primo allenamento io rimasi sbalordito, già impazzitissima. Chi abbiamo comprato, ma chi è arrivato, ma quanto è forte, cioè già si vedeva che aveva quel qualcosa in più. E infatti fece un campionato stratosferico, naturalmente ci portò a vincere lo scudetto, lui insieme ad Osimhen e a tutti gli altri naturalmente, a Spalletti, ma lui aveva quel qualcosa in più e mi faceva ridere, ragazzi, io ridevo quando me lo paragonavano a Leao, quando facevano i confronti, quando volevano dire che Leao era più forte, che Leao ha più talento, che Leao meritava di più, che Leao valeva 8-10 milioni all'anno mentre Kvara no, che Leao avrebbe fatto una carriera stratosferica e addirittura qualcuno, insomma, anche qualche youtuber diceva che Kvara era un fuoco di paglia, che faceva sempre la stessa finta, che insomma faceva sempre la stessa giocata, insomma ragazzi, ma veramente mi veniva da ridere perché noi napoletani, ma in realtà tutti noi appassionati di calcio avevano assolutamente capito chi avevano di fronte. Un fenomeno spaziale, un fenomeno che ha, ripeto, una fame che ho visto poche volte. E mi vengono i brividi perché io in questi soli 2 anni e mezzo in cui Kvara è stato a Napoli, nonostante chiaramente l'anno del 10° posto e i primi 6 mesi con Conte, sembrava, ragazzi, giocare in maniera un po' più, come dire, triste, ok? Triste, ma perché secondo me ci sono tante cose sotto che forse non sapremo mai. Io sapevo che stavo vivendo un momento che non so se tornerà mai più. E ho rivissuto, cioè non ho rivissuto, perdonatemi, ho vissuto probabilmente delle sensazioni che si potrebbero avvicinare a quelle che ha vissuto mio padre o che hanno vissuto i nostri padri vedendo Maradona. Vi sembrerà assurdo, no, l'abbiamo sempre a volte un po' accostato, un po' per scherzo, un po' per insomma, per goliardaggine, penso goliardia, a Maradona chiamandolo Kvaradona, però se ci pensate sicuramente Diego è Diego e non si tocca, Diego è al di sopra di tutti e per noi tifosi napoletani non esiste altro naturalmente, però Kvara vi assicuro che mi ha dato l'impressione di provare quelle emozioni lì. Quelle emozioni che ogni volta che lui riceveva palla tu cominciavi ad alzarti dalla sedia perché sapevi che da un momento all'altro lui poteva inventare qualcosa, poteva fare un dribbling, poteva rientrare e tirare, poteva fare una serpentina, poteva fare qualsiasi cosa, cioè lui avevi l'impressione che col pallone poteva fare qualsiasi cosa e sta continuando a dimostrare che lui col pallone può fare qualsiasi cosa, assolutamente qualsiasi cosa perché ha un talento straordinario e sconfinato e a tutto questo, gli sta affiancando una lettura tattica del gioco e una fase difensiva, inserito chiaramente nel contesto Paris Saint-Germain, che gli sta dando Luis Enrique, spaventosa. Ragazzi, vi potrei citare tante cose della partita di ieri sera di Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, ma il recupero che fa alla fine della partita per andare a recuperare e chiudere, mi pare su Olise, insomma, per recuperare il pallone e per bloccare il Bayern Monaco, no, perché insomma il Paris era un passo dalla finale Champions, quello è l'emblema del giocatore Kvaratskhelia, è l'emblema del campione che si sta definitivamente affermando nel calcio mondiale, perché mentre prima era un fuoriclasse, diciamo era un potenziale fuoriclasse, era un talento che si stava chiaramente iniziando a far vedere quando era a Napoli, adesso possiamo assolutamente parlare di campione affermato, perché ragazzi c'è una bella differenza tra il talento e il campione e il fuoriclasse, perché il talento rimane talento, cioè ci sono tanti giocatori che hanno talento e rifaccio l'esempio di Leao, no, ci sono tanti giocatori che hanno talento ed è indiscutibile, Leao ha tanto talento, tanto, tanto, tanto talento, ma non è un campione, non è un fuoriclasse, perché nella testa non è minimamente avvicinabile al momento a quello che è Krisha Kvaratskhelia, ragazzi. Krisha Kvaratskhelia è attualmente un fenomeno che si sta definitivamente affermando come campione e come fuoriclasse nel calcio mondiale. E penso che sarà un giocatore che ci accompagnerà e ci farà saltare dalla sedia da qui ai prossimi almeno 5-10 anni. Quindi io odio Kvara, ma in realtà lo amo tantissimo perché
mi ha fatto vivere delle emozioni che difficilmente potrò rivivere. Insomma, per quanto riguarda un giocatore di questo talento a Napoli, naturalmente le posso vivere sostanzialmente guardando il Paris o comunque guardare qualsiasi altra squadra in cui possa nascere. Prendiamo per esempio Yamal, no, un giocatore del genere, ma non è la stessa cosa quando questo giocatore gioca naturalmente nella tua squadra. Quindi ragazzi, siamo di fronte veramente a un fenomeno incredibile. Nonostante io sono una persona che a cui non piace quando vincono sempre le stesse squadre, io spero che vinca la sua seconda Champions di fila, perché per come sta giocando e per il talento che ha, penso che se la meriti.